Compagnia Bella non è un modo di dire, è proprio il nome del vostro complesso, la vostra formazione. Tra l'altro, appunto, siccome molti di questi abbiamo sentito già Gio Amoruso, appunto Aldo Vigorito o anche Tony Esposito, non è che ce li potete avere quotidianamente a disposizione, quindi negli spettacoli in teatro o nelle serenate a Piazza di Spagna, qual è la vostra formazione standard? Come dire, c'è una minimalista e una fissa? Com'è? Minimalista è sicuramente chitarra e voce, quindi in due, io e Diana siamo partiti in due, però ma non siamo, è difficile oggi che siamo soli e lei, diciamo che siamo in tre. Quindi con Massimo, con il mandolino che non può mancare. È il nostro collega più vicino, insomma, in genere siamo in tre. Assolutamente, il mandolino non può mancare, si aggiunge al mandolino poi un violino, un sax, molto spesso il soprano, che è più dolce, più morbido come suono, quindi lega molto bene con le sonorità delle classiche napoletane, e poi anche altri strumenti, una fisarmonica. Francesco Citera ha collaborato con noi nell'album, e poi anche altri strumenti, un flauto. Sì, no, perché vedo che diventiamo un'orchestra viaggiante. Sì. E poi le cose più particolari, perché appunto dal contrabbasso appunto al piano, ma passando persino per il suonatore spazzole, non un batterista, ma soltanto spazzole, specialista. Infatti tengo a precisare che l'amico Enzo Fiorillo, il batterista, lui ha utilizzato le spazzole, le fruste, cioè sono tutti accessori che, diciamo, rendono proprio più morbido il suono, proprio più dolce. È un'altra cosa, ognuno di loro, io sono sicuro, ha messo un pezzettino del suo cuore in quest'album, perché noi li abbiamo lasciati liberi, abbiamo scritto pochissimo e abbiamo detto: ragazzi, suonate quello che vi va di suonare in quel momento, come lo sentite voi. Il prossimo brano è Maruzzella. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Qual è in questo caso la sorpresa? Con Maruzzella abbiamo avuto Aldo Vigorito, che è un grosso, insomma, contrabbassista, un jazzista, insomma, è della scuola musicale salernitana, una pietra miliare, davvero, è quello, insomma, è eccezionale, e ci ha onorato della sua presenza. C'è una sorpresa soprattutto nella parte iniziale. Io lascerei però questo suspense, all'ascolto, vediamo, ragazzi. Un attimo. Maruzzella. Che sente e che muove presso a me, patramente s'affaccia luna per vedere per tutta sta marina, da broce, da resina, si dice guarda là la femmina che fa. Maruzzella, te ne serenta all'occhio mare, e ne sembietta a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando c'è le scure. Doce mi fai morire, Maruzzella. Chi mi aiuta? Se tu non vieni a mi aiutare, mi è venuta una smania ardente, tu va sen, e piena di bella, e dammi sta bucchella, che per m'avvelena, e zucchero si fa. Maruzzella, te ne serenta all'occhio
dispiacere, stu cuore mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo è scuro. Prima mi dici sì, poi doce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Stu cuore mi fai sbattere più forte l'onda quando cielo è scuro. Prima mi dici sì, poi doce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Prima mi dici sì, poi doce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Maruzzella, 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 Maruzzella. Suona il legno di Aldo Vigorito che porta Maruzzella dalle parti della Rive Gauche. In questo stop and go avanti e indietro nelle ere della canzone napoletana torniamo a uno degli autori più importanti qui dell'archivio storico della canzone napoletana, dove, lo ricordiamo, potete trovare tutto quello che fa canzone napoletana, dal canto della Vandaia del Vomero sino a quello che i ragazzi hanno scritto ieri sera nella trincea di via Bixio a Casoria, frontiera del rap campano e italiano. Questa è la canzone appassionata di Mario, ma mi veniva in mente una cosa, vi chiedono anche repertorio internazionale, vi chiedono anche l'ultima canzone, il tormentone dell'estate, ossia che fanno i vostri ascoltatori, i vostri clienti? Sì, capita, a volte sì, anche perché noi facciamo anche il repertorio misto, quindi facciamo anche i classici italiani, internazionali, e lì a volte sì, indubbiamente sì. E qual è la classifica su quel fronte? Piacevolmente, ma lì diciamo che ci muoviamo un po' anche seguendo un po' la tendenza, perché poi sono sempre alla fine. Cosa vi chiedono, Diana? Sì. Quando è che scopri improvvisamente che c'è una canzone che devi imparare perché te la chiedono 2, 3, 4, 5? E questo capita soprattutto quando chiaramente il pubblico a cui ti rivolgi è un pubblico variegato, e spesso ci capita di avere un pubblico un po' di un'età più adulta, quindi chiaramente ti chiede i classici soliti tipo La Vie in Rose, My Way, però a volte sì, è vero, ti trovi davanti magari ragazzi che ti chiedono brani che tu in quel momento dici vabbè, lo devo aggiungere, tipo i Modà, sì. insomma, cose che magari sono un po' lontane. Sì. Ho servito, vedi? La provocazione è servita, canzone appassionata, altra storia. Albero piccerilla già piantata, crescendo le cuppene e questo odore, una ventagata già me l'ha spezzata, e tutte fronde cagne di colore, cadute so già i frutti tutte quante, erano dolci e si sono fatte amare, io correrei sui giovinotti amanti, e cosa amara, tienila più cara, e amara come se ti voglio bene, tu mi fai morire. Ero come canaria innamorata, sto cuore che cantava mattina e sera,
scete te dica non può sta asciugata e mo non canta manca primavera, chi voglia bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata scritta, ma pensa che un'oretta antica dice non si comando cuore e in me sto zitta e in me sto zitta, sì, te voglio bene come fai morire. Chiagno per amore cato chianta mia, in testa testo pianta sta racquando, schioppa una bella rosa e peculiare, a chi m'ha fatto chiagnere in ciamanna, le dico i rosa mia tu la perduona, chi te scarpa starà senza coscienza, c'è stanno ritte che mi dà ragione, fai bene scorda e si fai male